Il Salone di Girgenti, la nuova fiction di TVA Televideo Agrigento, è stata proiettata ieri in integrale al Cinema Concordia per un primo e lusinghiero incontro con il pubblico agrigentino. Un'assiepata sala cinematografica ha guardato l'opera televisiva che tra battute esilaranti, riflessioni sul contesto socio-culturale dell'ambientazione del film, ovvero fine anni 50, ha catturato l'attenzione del numeroso pubblico presente. Grande entusiasmo da parte del cast artistico della fiction che con trepidante attesa ha accolto i primi spettatori de Il Salone di Girgenti. Ma è sicuramente un giorno per noi piacevole, per noi, perché questo film è noi, compresi voi, è un film che nasce dalla nostra passione, dal nostro entusiasmo, da tutta una serie di fattori che ci hanno portato con passione a portare avanti questo progetto. Quindi per noi è un lavoro importante, è un debutto, è una proiezione augurale, perché come sappiamo è un film televisivo che si gusterà bene in televisione. Ecco, il contatto con il pubblico, come lo vivete e cosa vi aspettate come riscontro da questa di fatto test che si andrà a fare? Beh, noi ci aspettiamo intanto che il pubblico si diverta, che trovi un po' di serenità, che per queste 2 ore e mezzo di spettacolo, perché di questo si parla, possa per un momento dimenticare i problemi, lasciarli fuori dal cinema e ripigliare nelle qua non è scemo. Ecco, noi siamo contenti, siamo amici, diceva bene il maestro Massimo Puglisi, la facciamo tutti insieme perché siamo un gruppo, ci vogliamo bene. Secondo lei quali saranno i passaggi più caratteristici che potranno attirare maggiormente il pubblico, magari suscitando ilarità? Allora, questa è una domanda trabocchetto che non mi aspettavo, perché io non ho mai visto il montaggio, cioè io non conosco il film se non le parti che ho fatto io. Quindi tutto l'altro montato per me è assolutamente nuovo, compreso il mio che non ho mai visto. Cioè non so cosa sia stato, so cosa è stato girato, ma non so come sia stato montato, quali sono le parti buttate, le parti buone. Quindi è una risposta che non posso dare. Quindi massima sorpresa a 360 gradi a questo punto. 365. Il tutto vissuto in un clima di grande allegria, filo conduttore dell'intera operazione, regalandoci anche dei simpatici siparietti comici in estemporanea per i nostri microfoni. Prima dicevo a Nino, sarebbe bello fare un'intervista dentro la toilette del cinema, perché? Perché la toilette del cinema ha un fascino inconfondibile. Mi ricordo quando ero bambino andavo nella toilette del cinema Astor, che era anche squalida, però quando sentivi tu dentro la toilette l'eco del cinema, sentivi di essere nel mondo del cinema, quindi è emozionante, quindi sarebbe stato bello fare un'intervista dentro la toilette, però oggi la toilette è moderna, quindi ha perso il suo fascino. Tu Sì, veramente la toilette si ci avesse a dire per fare l'atto piccolo, perché anche gli angeli lo fanno, no? Ma anche che facevamo a Raona quando finiva la prima rotazione del film? Che ci nascondevamo dentro i gabinetti con la scusa di fare la cosa così piccolo, no? In modo che aspettavamo un poco, ne sacrificavamo, la facevamo anche durante e poi quando cominciava la seconda rotazione del film noi andavamo a re. Quindi ci vediamo tutti in bagno? Sì, ci vediamo in bagno. Ci vediamo in bagno. Presenti alcune tra le massime autorità civili del nostro territorio che hanno ben accolto l'opera prodotta da Televideo Agrigento. Un lavoro di grande sinergia per l'azienda di TVA che grazie al lavoro di squadra ha centrato l'obiettivo di questo film, ovvero una riscoperta delle antiche tradizioni del nostro territorio evincendo nelle più particolari e lungimiranti personalità che l'Hinterland agrigentino possedeva. Uno fra questi la figura di Malu Gioio, la cui nipote Adele De Caro ha presenziato alla proiezione. Ecco la sua impressione. Sì, la figura dello zio Totò devo dire che è stata egregiamente rispettata da Pippo, dall'attore che lo ha interpretato. Ha rispecchiato, proprio ha descritto comunque lo zio Totò per com'era, così proprio quello che pensava, diceva, non aveva comunque peli sulla lingua, tant'è vero che comunque anche quando faceva i comizi si permetteva di dire quello che si dice nel film, tutti partecipavano. Quello che diceva lo zio Totò 60 anni fa, lui è morto nell'83, credo, 82-83, ma dico, quello che c'era scritto nel giornale La Scopa non è che sia tanto diverso ora, cioè uguale. Per esempio il discorso dell'acqua
quello che succedeva 60 anni fa continua a succedere tuttora, quindi comunque lui andava a descrivere la realtà di Agrigento. È stato un grande personaggio, il film è stato veramente bello, non me l'aspettavo, sono stati veramente bravi, bravi, bravi. Un parterre d'eccezione, come detto, ha presenziato alla varatura del Salone di Girgenti, tra questi l'onorevole Angelo La Russa, che da agrigentino ha apprezzato il grande lavoro portato in scena ieri. Il lavoro è pregevole e credo che Televideo Agrigento abbia fatto una iniziativa che sarà apprezzata da tutti. Ha toccato dei temi importantissimi, quello della libertà, quello della riconciliazione, quindi credo che vada portato avanti perché è una iniziativa che merita un grande successo e merita di essere apprezzata da tutta la provincia, da tutta la Sicilia. Anche il ricordo di Malogioglio. Anche il ricordo di Malogioglio, perché è un personaggio, oggi sarebbe di grande attualità perché è un Bastian Contrario, è un uomo che è contro tutto e contro tutti, che però dice la verità, dice cose serie e cose apprezzate da tutti, anche se poi molti lo tradiscono per il favore che deve fare la politica, per il posto, per la raccomandazione. Ma questo Malogioglio l'ha messo nel conto e alla fine butta anche i giornali per dire siete sempre gli stessi. Un vero e proprio successo quello del Salone di Girgenti, che si preannuncia ad essere il vero protagonista televisivo indiscusso di queste festività natalizie. Ogni martedì a partire dal prossimo 16 dicembre alle 21 verrà mandata in onda una puntata della fiction che verrà poi messa in rotazione per tutta la settimana successiva su Televideo Agrigento LCN 92 in tutta la Sicilia. Appuntamento quindi per martedì prossimo alle 21 su queste reti per la prima e attesissima puntata de Il Salone di Girgenti.